Die Prodie, hai capito? Il programma è giornaliero, tutti i giorni. Esatto, tutti i giorni su Teleregione c'è Die Prodie e si parla ancora di Nazionale Artisti Sardi. Sei contento? Die Prodie. Nazionale Artisti Sardi. Die Prodie. Se despierten con la luz de tu mirada. Yo a Dios le pido que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde. A Dios le pido que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas, mi vida. A Dios le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo. A Dios le pido por los días que me quedan y las noches que aún no llegan. Yo a Dios le pido por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos. A Dios le pido que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente. A Dios le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo. A Dios le pido un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme. Un segundo más de vida yo a Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días. A Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro. È certo che fra i tanti nomi che fanno parte della Nazionale Artisti Sardi ce ne sono certi, insomma, che fanno anche in qualche modo la differenza. Vedi, per esempio i tre sardi. Mi ha detto Umberto, mi raccomando Paul, guarda, già insomma siamo presenti con le interviste, già siamo presenti insomma in quella che è la fase organizzativa, metter su anche i tre sardi non sarebbe giusto nei confronti degli altri, però ti devo dire una cosa, caro Umberto, io eliminerei la tua faccia in realtà, Ma io sono però abbi pazienza, cioè non ci possiamo perdere Gigi Graziano o Angelo Graziano, perché fanno la differenza, ma non solo sul campo, ok, ma anche sul palco, guarda un po'. Pinuccio, inizia a scaldarsi. Inizia a scaldarsi più. Tieni la chitarra, Franco. E da che parte si soffia qua? Da qua. Vabbè, show must go on, non è che... Adesso Tino Bazzoni rabbrividisce per questa cosa, perché è il nostro insegnante, tra l'altro. Così ti bruci, non ti scaldi. Boh. Avvicinati, Franco. Comunque ti ho visto bene in campo stasera, stavi giocando bene, bravo. Non ne ho blasone, no. È forte giocare a pallone questo ragazzo. Non ne ho, no, categoria. Non ne avevano capelli lunghi. Perché non vai a giocare a una squadra seria? Mi hanno chiamato, mi ha chiamato un bel di gente. Chi t'ha chiamato? Mi ha chiamato il Tottenham. vai a giocare a Mi ha chiamato il Liverpool. vai a Liverpool. Mi ha chiamato il West Ham. Vai a West Ham. E non mi ha chiamato Perez. Del Real Madrid. No, quello che c'è in questo abbigliamento al corso. Cosa volia? A pagare i 2 giri li ho presi a buffo. Ah, buffo. Però ho visto che palleggi bene. Tanto non ne ho blasone. Non è esperienza. Tanto non ne ho A parte categoria. che mi pare uno di quei giocatori ignoranti, perché voi giocatori siete tutti ignoranti, guarda. Parla bene, ti ho detto scivolata e ti spacco le Ma che caviglie. caviglie, ma tu l'hai mai letto un libro in vita tua? Ma mi ricordo Leggetti, Rintintin. Ma che leggete, lì te lessi. No, era Rintintin, non era Lessino. Ascolta, se vabbè, Ascolta, questa cosa. ma non li avete tutti i giocatori odierni? I giocatori odierni? Di oggi. No, odierni da rimane, ignorante, odierni di oggi. Perché Non li cosa? avete tutti quanti come ti fa fascetta, velina, ma quando mai? A me piacciono i giocatori duri, i giocatori aggressivi, mi piacciono. Tipo Gattuso, Ah, centrocampisti. Marco Sanna. Ah, taglialegna. E allora, Fabio Chessa. Ah, gente. Ma non li avete visti come si mettono in barriera? Perché come si mettono in barriera? Si mettono voi, si proteggono con le mani qua, perché tu come ti metti? Come metto io? Ah, Tira! Che secondo come mi trovi ti buco il pallone? Basta! E tu non piangi, cosa stai piangendo? Non è che c'è bisogno di piangere per una cosa del genere, no? E lo mi? E non mi più niente. Perché stai piangendo? Cosa è successo? Vallettopoli. Come ti Vallettopoli? T'hanno fotografata a Vallettopoli? È lunga ieri. Comuna. Col sindaco! Eia. Mamma mia! E per cosa la difendi? Ero dietro di lui. Per cortesia, Luciano! Dietro di lui perché? I capelli li stavo tirando. Ma se non ha peli, La parrucca c'aveva. come la vedi? Luciano Mura con la parrucca. L'ho visto, non mica c'è Luciano Muro in perizoma, l'ho visto! Quella lì. L'ho visto! Vabbè, c'è bisogno di piangere per una fotografia. Non sto piangendo solo per quella. E allora, perché stai piangendo?
Mia moglie. Cosa tua moglie? Oppala, cervo di montagna? Burrudo, bella. C'ho le prove, c'ho. E cioè? Secondo me se la sta facendo con un muratore. Ah, beh, i muratori sono uomini duri, uomini tosti con le calli nelle mani che quando rientrano la sera da casa sono ingannati. Già è vero, E cioè. poi non c'è bisogno di... perché prove c'hai di queste cose? L'altro giorno mi stavo coricando. E beh, Ero seduto sul mio letto. beh. Stavo sistemando le mie babucce. Babbucce. E sotto il letto c'era. Cosa c'era? 20 quintali di cemento, Sotto il 80 metri quadri di farattini. Sotto il letto. Casa pulita, vai. 15 metri cubi di sabbia. E c'era anche un camion scaricando ghiaia. Tutte prove Una inequivocabili. cazzone, una carriola e un badile anche. Tutte prove che la moglie se la fa con un muratore. Adesso mettimi tu su di a piangere per 2 corna. A parte che le corna vanno portate bene, perché se tu hai le corna, la stronza è lei, mica tu. È lei che ha fatto che ha tradito il sacrosanto, insomma, il rispetto della coppia. Le corna per questo motivo vanno portate a testa alta, perché se lei vedi, le corna vanno portate a testa alta. A testa bassa. Perché? Non si sa mai che tocchi. Vabbè, avete dovuto sorbire questa cosa, non è colpa mia, io volevo parlare di nazionale, insomma. nazionale. Però altri musicisti hanno partecipato sul palco importanti. Com'è che si chiama quello? Alessandra Zara, Che con? che lì suona con Nuccio Soro e Paolo Zannin. Quelli. Paolo Zannin. Don't give up the fight. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Most people think great God will come from the sky. Take away everything and make everybody feel high. If you know life is worth, if you look for years and hours, and then you see the light, we're gonna stand up for your right. Stand up. Stand up for your right. Gli stessi musicisti che poi accompagnano anche Mr. Aresu dalla Nuseio, gli Astrino Doc della Bau Bau Orchestra. Eccolo qua, infatti sentiamo anche lui. Vediamo. Baby, just like an old I need some loving. Baby, I can't hold it much longer. He's getting stronger and stronger. When I get that feeling, I want sexual healing, sexual healing. Ooh, make me feel so fine. Have to relive my mind. Ooh, sexual healing, baby. It's good for me. Sexual healing is something, and it's good for me. Whenever blue to up falling, and my emotion stability keeps leaving me. That is something I can do. I can get a telephone, call you up, baby. And if you don't know, you'll be down. Ci avrebbe fatto grande piacere in realtà anche farvi sentire, vedere, ascoltare tutti gli altri, ma insomma dovremo dedicare non uno speciale, ma dovremo dedicare una giornata intera. Perché... E soprattutto se vogliono vedere che vengano a vedere le partite, così almeno si possono godere. No? Allora, quando sentite, la lasciamo questa o la cancelliamo? No, bellissima. Bellissima. Quando sentite, allora, Nazionale Artisti Sardi, beh, sappiate che è sicuramente un grande spettacolo sportivo, ma soprattutto di solidarietà. Soprattutto che è la cosa più importante. Se tu me lo consenti, li possiamo già lanciare la prossima iniziativa, se tu hai voglia. Assolutamente. Possiamo farlo. 1, 2, 3? No, dilla. Il 25 di giugno faremo un triangolare di calcio con le vecchie glorie Palmadula, Sacerdoti Team e Nazionale Artisti Sardi, ma la motivazione è molto singolare. Dobbiamo fare una raccolta fondi per la ristrutturazione delle cappelle campestri del territorio parrocchiale di Palmadula. Cioè, abbiamo sempre fatto cose di salute, malattie, bambini. Questa volta invece andiamo a ristrutturare la casa del Signore. Allora, andiamo
a farlo, ristrutturiamo la Casa del Signore, ne faremo anche altre a proposito di Casa del Signore. Certo, ne faremo anche una il 2 di giugno, ma sicuramente questa andrà in onda dopo. Ah, va bene, allora. Comunque il 2 giugno Latte Dolce. Perché e poi quanti mesi ci vede? No, sono 20-25 mesi. Allora, appuntamento alla prossima puntata, sempre die pro die, noi vi aspettiamo e ripeto, Nazionale Artisti Sardi. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti.